Basilica di Santa Cecilia a Roma, perché c'erano migliaia di brani allora raccolti da Nataleti e da Carpitella, solo che appunto in Sardegna non tutti sono bravi, non tutti hanno coscienza, comunque si canta bene perché è importante. Io credo che ognuno deve avere la coscienza di quello che fa, non credo mai che uno si metta a cantare in malafede, poi se non lo sa fare non sono cose mie e ne giudico assolutamente. Io mi servo di molti, mi serve una parola molto brutta, ma comunque ho portato diversi gruppi all'estero, il coro di Bitti, Luigi Lai, voi, e allora mi rendo conto, voi coro di Nonelli, e mi rendo conto che è molto importante perché non esiste solo il mio canto, il canto gregoriano, ma esiste anche quello che fanno gli altri e un insieme di suoni formano una grande cosa per la Sardegna. Ti è mai capitato di vergognarti di essere sarda? Mai assolutamente, perché io non ho mai fatto niente per vergognarmi e comunque c'è sempre una cosa che bisogna mettere avanti, il perché il sardo fa qualcosa di cui si debba vergognare non lo so, credo che qualsiasi cosa si faccia la si faccia sempre non con coscienza, di conseguenza non posso vergognarmi di essere sarda e difendo i sardi perché non credo che i sardi facciano del male volendolo. Per finire adesso due battute così su quello che pensi sia lo sviluppo che potrà avere ancora la musica popolare, non solo sarda ma mediterranea in genere. Ma la musica mediterranea io credo che forse si dovrebbero dare da fare loro perché per noi sardi c'è poco dal momento che nessuno ci segue, nessuno ci dà una mano. L'ente di Stato RAI non si ricorda più di noi, è passata la moda e speriamo che arrivi un'altra moda dove il canto gregoriano, dove il canto popolare ancora è il numero uno come 15 anni fa, 10 anni fa e poi vediamo, intanto noi siamo testardi e andiamo avanti.